cercherei di lavorare sul perché alcuni essi utili o interessanti o e queste sono ipotesi di considerare il fare di tornare anche le lenghe furlane come lenghe testuali, no? Che noi dobbiamo scontare, perché qui esempio su questo 2 che hanno fatto un linguis che sono insegnati in una maniera perché altre dentro di questi istituti. Il furlano non è insegnato, non è insegnato a servire sono stati alle fuori dell'est. Questo livello di scuola alle fuori dell'est tutele che ha fatto l'autorità non ha tenuto. E anche ai livelli di scuola che il furlano è insegnato con una serie di problematiche che come essere lungi spiegati, no? Sì. E tutta la prima parte di sono motivazioni. Dopodiché sarà un settimo volare mostrare anche un paio di esempi su lavori semplici, però anche tante spero sempre per tecnica. Allora, posso cominciare dei dati di voi della giornata IA della giornata internazionale delle mani, che colle il 21 di febbraio, parcella il 21 di febbraio. Probabilmente qualcuno di voi lo sa, qualcuno di voi non lo sa. E con il 21 di febbraio c'è che il 21 di febbraio alle 50 esordi 4 manifestanti studenti bengalesi che sono stati scopati in quelle manifestazioni che domandavano che la loro lingua in bengali fosse una lingua ufficiale o anche co-ufficiale dalla loro Stato per il Pakistan, che volta il Pakistan aveva diviso lo spazio, il Pakistan occidentale e il Pakistan orientale, che dopo è diventato l'attuale Bangladesh. Dunque, la giornata internazionale delle Benari che ha la finalità di promuovere in generale la diversità linguistica e il linguismo, ma la data non si fa capire che sicuramente è una canzone particolare per le lingue minoritari, perché le lingue che non hanno un status disegno ufficiale o che in ogni caso partissero in una situazione difficile. Questa è preparata sì dall'UNESCO, la pagina del sito UNESCO che sta anche presente nella giornata internazionale delle lingue, muoio di una seconda. Però mi cosa resta notare che in queste comunicazioni sono certi spazi interessanti, per esempio si sottolinea il fatto che la diversità linguistica è importante anche per uno sviluppo sostenibile. Si sottolinea anche che la finalità di queste giornate è di preservare la diversità linguistica e di promuovere un'educazione multilinguale che però vede un collegamento con la lingua madre. Perché le lingue madri all'interno di parlare sempre interpretare. Però un altro punto importante è che per questo messaggio si mette in evidenza che io le problematiche legate alla morte linguis, no? Che dicono che nelle lingue muoiono ogni 2 settimane e che questa è una pianta culturale enorme. E infine ovvero che si sottolinea anche il fatto che questi lingue nativi che sono pericolo di estinzione possono anche essere incontrati in maniera pubblica. Allora, questi lingue sono due e anche come so per il rischio di sparire prossimamente. E di furlane, che sono le minorizzate, perché sono storici, sociolinguistici. Allora la domanda è questo intervento è c'è quali potrebbero essere le dismotivazioni per provare per anche le lingue furlane dei termini scolastici, naturalmente le persone anche altre lingue, no? Allora io ho creato una valenza tecniche e ideale che tutti ideale appunto la promozione di diversità linguistiche
alla uno degli obiettivi di queste giornate, e anche alla tutela di che vengono chiamati crisi linguistici. I crisi linguistici sono alla calce proprio della democrazia, anche un concetto volte. Dopodiché le valenze formative, personalmente, cioè che un elenco come la lingua furlane, o come un elenco militare in generale, permette di un'interazione sul territorio che è importante e che è uno degli obiettivi di solito dagli istituti scolastici, e permette anche di lavorare sulla coesione sociale e, questo è importante, anche di sviluppare un'identità, una mentalità veramente europee o solo europeane, se voglio dire, che risponde e poi anche nella necessità pratiche, secondo me, perché ormai si sa, e chi ne sa più di me su questo argomento, che un'educazione realmente plurilinguale è forte, è fantastica anche a livello cognitivo. Io veniamo sulle domande su queste argomentazioni anche contrarie, semplicemente, allora, sul primo punto, la ricerca ideale, voglio farvi cose, quindi farvi citazioni. Questa è del professor del Cristian, professor di linguistica a Galles, e che ribadisce il concetto precedente, no? Quindi non esiste una biodiversità dal punto di vista biologico, ma è importante tutelare anche la diversità dal punto di vista culturale e linguistico, un po' fare sono simili a queste biodiversità. E una cosa importante di questa citazione è che chi si mette in evidenza che un elenco non è una messa di comunicazione, e è una visione del mondo, una prospettiva sul mondo. Parliamo delle verità solo dei viaggi, o per i squadri, qui esperti di me, ma viaggi un altro mondo che era la realtà. Questa sera qui è la direttore generale dell'UNESCO, questo è il messaggio del giornale dei regionali dal 2014, lei che appunto anche qui si ribadisce il fatto che la loro normale al mondo aveva più identici e che normalmente bisogna sapere se sono tre e si mette anche nel local language, un linguaggio piccolo, noi vuoi piccolo o vuoi veloce. Questo invece è che abbiamo un piccolo estratto dal parte iniziale della Convenzione quadro per protezione di bilanci nazionali. Se da farsi confronti come un relatore le prime parti di queste salutà linguistici dal fatto che essere di minoranza nazionale i furlani di queste convenzioni e chi si dice a me è un po' importante, cioè che siamo in vera democrazia quando non come un'identità che si può mantenere, ma bisogna anche poter sviluppare, no? Portarla a livello pubblico. Se no, si parla di democrazia, anche questa non fa di democrazia, fa di una pluralità linguistica che sono migranti. Anche chi, questa università è più sulle strade delle relazioni dal comitato sulla mettuta in vigore delle convenzioni ogni 4 anni, sono sicuro, avvengono gruppi espressi in Friuli a controllare che queste convenzioni mettono in vigore. E chi, per esempio, deve e raccomandi di lavorare per maniera che i squadri di comunità linguistica furlana per preservare e promuovere la lingua e se vengono considerati come alti positivi e dunque, per esempio, lavorare per gli avanti che parte di stereotipi sulla quanto non proprio di ostilità, sul sviluppo
un'elenco di minoranza. Infine, questa è un piccolo estratto di risoluzione a FEM, che è una delle primissimis, anzi la prima risoluzione del Parlamento europeo sul disegno comunitario, le che si dice: il Parlamento europeo invita a consentire e garantire l'insegnamento nelle lingue regionali nelle scuole di ogni ordine e grado. Se noi capiamo di poco, anche perché questa risoluzione era dal 1981. Non sei un filone, non sei giusto un filone di verità. E l'osservazione delle convenzioni sulle minoranze nazionali, il Comitato raccomanda per forte alle autorità di lavorare per garantire un'educazione tecnica di cui ne parliamo. Dunque non stiamo vedendo, queste persone non sono estremisti, né persone un po' strane, che sono, mi pare che sono dei documenti di una certa rilevanza, e questa sia la prima parte ideale. Secondo me, o ben cominciare anche a domandarsi se no, se in linea o no su queste raccomandazioni. Naturalmente è claro che diventa un sistema anche normativo e complicato. Però, seconda parte, le valenze formative. Questa università è una parte di un rapporto scritto al Ministero, dal MIUR, non al Ministero della Pubblica Istruzione, sulla lettura in vigore delle leggi di tutela del 480 poi, e questo passaggio è interessante perché si dice che conoscere 3 lingue comunitarie, di cui una anche conoscete le lingue comunitarie, di cui una anche minoritaria o regionale, è un obiettivo chiave delle politiche educative della comunità del Parlamento europeo. Non c'è chiaro che, dal mio punto di vista, ha un collegamento sul far sviluppare un'identità realmente europee e anche sul far valorizzare una lingua regionale. Questo è abbastanza. Una lingua come il furlano può essere anche un strumento, io l'ho visto personalmente perché prendo una fame fogale non è un cognome furlano in una maniera, è uno strumento importantissimo di integrazione e di coesione sociale. Qui è il furlano, è qui che si sente furlano, qui è il sardo, sardo è qui che si sente sardo, per avere determinate minoranze linguistiche nella storia italiana. È claro che imparare per una persona che prende fu, soprattutto se magari ha un colore, i colorati in maniera differente, è uno strumento importante, perché quando ti dici ma tu lo di chi? No, tu sei io, non lo sei di chi. E quindi anche questo è importante, anche da queste possibilità su cui clamano di cura, non come per studenti che sono importanti. Terza parte, disegni sullo studio stufano. E io nelle valenze pratiche, ecco, queste strade universitarie, le strade in spero che la Marcella non mi dice di tutto, perché questi erano i miei privati in realtà. Allora, così viene strano che avrebbe mai capitato di fare un'esperimentazione di un modo clip a furlano di fisica. Le studentesse erano molto contenti, però le studentesse a un certo punto, quando come va a fare la parte iniziale, sì, è verissimo, ma io vorrei fare queste robe per l'inglese. Allora, io sto lavorando con Marcello Meninari, che lavora all'Università forse di Venezia, e mi succede più circolare che queste studentesse effettivamente mi fanno, perché ha di tempo a fare queste robe per furlano, le mie fare, a parte il fatto di fare per furlano, perché questi fanno queste robe per inglese, per fare per furlano. In ogni caso la risposta che mi dà di essere questa, no? I miei hanno una creatività, una capacità superiore nella riorganizzazione dell'informazione che può essere estesa anche a compiti non verbali. Se non altro per questa flessibilità cognitiva direi che vale la pena di promuovere il bilinguismo.
livello cerebrale poter sviluppare 2 lingue, proprio per quanto detto sopra, ossia per approfittare di una flessibilità, di una creatività che in modo intimo. Questa è l'idea in generale, se si è lenti naturalmente, però una lingua dall'ambiente, una lingua seconda, che dà dei vantaggi notevoli se integrate in un contesto di educazione. Questa è sulla stessa linea. Chi una citazione di scritti di Antonello Sorace, che è un docente di linguistiche all'Università di Edimburgo e che è anche la direttoria di un centro di ricerca che si chiama, Multilingualism Matters. Fa un lavoro grandissimo. Lei che l'argomentazione di questa studentessa è c'è il fatto che fu anche una lingua inutile, facendo pure l'inglese è una lingua utile. La risposta che danno possono essere Sorace e i benefici del bilinguismo si hanno in tutti i bilingui, indipendentemente da quale lingua parlano. Non esistono quindi lingue inutili e risulta evidente quanto sia vantaggioso l'apprendimento delle lingue minoritarie. No, ormai sono conosciuti, se il problema è che sono conosciuti. Sì, il problema è che possiamo vivere anche un uomo che non ha conseguenze sulla... Ma guarda che l'opinione della studentessa non condivido, però è valida, perché non parla di utilità cognitiva, parla di utilità in vista del futuro lavorativo. Ma sì, bisogna rispondere qualcosa anche a quel tipo di domanda, sì. La mia osservazione. Su questo permettimi di dire la mia opinione. La mia opinione è naturalmente che alle classi l'inglese è utile. Anzi, la norma è come sempre lenti. Quindi non state varianti di una contrapposizione. Ma anche il fulano è utile. Dal mio punto di vista. Se ostenta varianti per un lavoro, no, fulano per un metodo. Naturalmente c'è che è utile, c'è che non è utile anche in questione di convenzione sociale. Se uno sta in zone ladine, per esempio con il ladino, ma là un edificio le varie gente di qualsiasi lavoro in Romania che a 3D io lei romanese. Non avevo mai provato, è stato bellissimo, per cui do un articolo in romeno, mi segnala di lettura. Sì, ecco, poi a cuore romanese mi comprende. Questa è anche una di discorso, no? Nel senso che effettivamente anche un discorso di alta comprensione linguistica, ma dopo lo darei sì, per l'audizione universitaria si può dire proprio in generale, cioè non come mia, proprio mia. Beh, claro, perché quando si scrive più utili in testo non vengo 10, però non è che ti fanno utile, questo è il stato. Il vantaggio è il vantaggio cognitivo fai già un numero importante. C'è l'utilità sociale, c'è l'utilità cognitiva, lei dice non è utile affatto. Sì, ieri sera non Per esempio, io in catalano, in furlano, in catalano, sì. e capisci una volta che si lavora ma il punto fondamentale è proprio che se lo ragioniamo in queste maniere, almeno su queste listate, se lo ragioniamo in queste maniere, allora quello ultimo è il francese. Io ho un così, per esempio, il català francese e ha scritto su Twitter, Facebook, su Instagram, e lui ha scritto un bilinguale per francese e per inglese. Ma c'è che l'evidente come per francese non basta. E il francese non è grandissimo. Quindi il ragionamento là non so se sì, però naturalmente dopo bisogna sottomettere le conseguenze, no? 4 anni fa venuti a chiamarmi un insegnante di Waseda University, Tokyo, che è un insegnante inglese. Lei è interessata a fulano, prima era in Scozia, proprio di dopo le venuto, sì, lei è venuta in classe, sono in classe di un caffè, ok. Allora, all'inizio al liceo Marinelli e avevo da scritte il liceo Marinelli, liceo scientifico. Sì. Wow! Una scuola bilinguale. No, io oscuro, tutto contento. Perché sì, ok, ma devo che formarsi per me. Si fa meglio da quarte, no, 20 da quarte. Ah, what the people. Cioè, per dire che alle vere,
la risposta è di essere normativo. Sì. È anche vero che però cominciare a riflettere e interrogarsi su queste esaurissi può essere interessante, disegnato io sono deve fare. Sì, qui farei quasi finito, voglio dare da una idea sulla parte finale. La parte finale, potrò non vedere su quanto non qua, perché è vero che la risposta è di essere normativa. C'è qualche possibilità, lui non ha manco un segnale, quindi sono alla copia. Non è tan facile farlo, però qualche frase ideale. Per esempio, e la possibilità di fare qualche attività di intercomunicazione linguistica per Furlan in lingue latine, no? Non è così facile, ma si può immaginare di poter provare a fare anche qualche attività di tipo film. Oppure si può, naturalmente, tipo qui per discipline non linguistiche. Oppure se non insegna discipline linguistiche, può dare a provare anche a fare un discorso di comparazione sia dal punto di vista letterario che dal punto di vista grammaticale. Come i profi della sì, c'è tutto il senso nelle discipline linguistiche. Però dopo i profi riduci, allora la lingua viene minorizzata. Sì, e riduci al plurale. Claro, e riduci in questa, cioè, poi essi che riduci in genere insomma, anche quando si lavora su una situazione un po' complicata. Ho finito facendo io che avevo avuto anche le teste. Per esempio, questa è una scheda di esercizi che io ho in classe. È una scheda di esercizi che ha intestazione per inglese, per italiano e per furlano. Gli esercizi si sono praticamente da lì. Ma alla fine, io la proposta di 2 esercizi, uno era per inglese e l'abbiamo fatto per inglese. Io me l'ho furlano, l'abbiamo fatto per furlano. C'è molto bene fatto per furlano. C'è molto bene fatto per furlano. È chiaro che chi ha reclamato qui, ma non è qui, se si sviluppa da un'abilità di comprensione specifica. Come latino. Devo vedersi. Come latino. Sì. È chiaro che questa domanda disegna un supporto anche visuale, che genera, no? In maniera che l'oralità si deve dare anche di un supporto scritto perché gli studenti che hanno delle difficoltà di comprensione, che sono pochissime. Perché attenzione, le statistiche si dicono che in provincia di Udine, lui dal 90% della zona che ha una comprensione della primaria. Lui ci sono pochissimi, però sono dopo. Voglio dire che è una roba che non mi sembra di creare dei problemi esistenziali, no? È un spirito dell'attività che può sensibilizzarvi a